Oggi abbiamo portato in giunta una iniziativa dedicata ai nostri lavoratori che sono in cassa integrazione, che quindi hanno già alcuni ammortizzatori sociali importanti. Il governo ci ha anticipato 60 dei 120 milioni di euro a seguito dei nostri accordi per fare in modo che le nostre imprese sappiano che ci sono risorse per i propri lavoratori per mantenere vivo il rapporto di lavoro. Da parte nostra, concordato con il governo, vi è la disponibilità di utilizzare le risorse del Fondo Sociale Europeo. Significa che noi avremo per circa 42.000 lavoratori una dote individuale. Riguarderà una parte di sostegno al reddito ed un'altra parte importante di formazione. Formazione perché? Perché riteniamo che i nostri lavoratori che in questo momento hanno la sospensione dal lavoro attraverso gli ammortizzatori sociali abbiano però questo legame con l'impresa che va mantenuto. Questa formazione sarà dedicata all'aggiornamento delle competenze, servirà per riqualificare ed eventualmente ricollocare i nostri lavoratori nel momento in cui alcune imprese dovranno necessariamente chiudere.